Visita informale ad Agrigento della Presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, neocoordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento, e che proprio su tale incarico di partito si sofferma al nostro microfono. Io ringrazio intanto il Presidente Miccichè per aver individuato nella mia persona il commissario che in questo momento dovrebbe sostituire chi si è dimesso. Ringrazio e d'obbligo l'onorevole Riccardo Gallo, che sicuramente in questa mia nomina avrà avuto un peso e una condivisione. E ringrazio tutti gli amici di Forza Italia della provincia di Agrigento. Sicuramente quello che oggi ci aspetta è, alla luce della pandemia, alla luce di tutte le difficoltà, tenere vivo quello che è il patrimonio di questo partito nella nostra provincia, aggregare quante più persone credono in un progetto di moderati, perché Forza Italia è un partito di moderati, lavorare per questo territorio a 360 gradi. Oggi noi siamo nelle condizioni, sia come deputati all'Assemblea regionale, questo partito è rappresentato, la provincia è rappresentata da 2 deputati, io e l'onorevole Gallo, e dall'altro lato da qualche giorno abbiamo anche l'assessore Marco Zambuto, che è stato nominato assessore agli enti locali. Questo nostro patrimonio, questa nostra conoscenza, questo nostro essere e fare politica deve essere messa al servizio di questa terra a 360 gradi, ognuno per le competenze che ha. L'assessore Zambuto, che è anche un amministratore per la conoscenza, per l'esperienza da sindaco, io credo che sia la persona giusta nel posto giusto. In questa parte di legislatura che rimane del governo Musumeci sarà all'altezza di questo compito, e la provincia di Agrigento deve sapere che questa è una grossa risorsa. Abbiamo poi l'aspetto che non è da sottovalutare, che è quello delle donne azzurro. Le donne sono rappresentate dalla amica Antonietta Testone, e anche con lei stiamo pensando, perché solitamente le donne non vogliono avvicinarsi alla politica, vogliono starne fuori, non sono interessate. Bene, anche con Antonietta, con cui c'è un ottimo rapporto, stiamo cercando di fare un lavoro di squadra e un lavoro di individuazione di figure territorio per territorio. Stiamo lavorando tutti insieme, abbiamo una squadra fortissima di amici, di sindaci, di amministratori, di consiglieri comunali. Ecco, tutti insieme dobbiamo lavorare perché il partito cresca e cresca ancora di più. Chi va via, e per chi va via ci dispiace, però sicuramente aggregheremo e incontreremo tanti altri amici, ribadisco, moderati, e il campo dei moderati è veramente una prateria immensa. Ecco, noi l'obiettivo che abbiamo è aggregare il più possibile e lavorare per il nostro territorio.